Benvenuti, oggi è venerdì 13 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:10 e tramonta alle 17:40. La luna si leva alle 5:08 e cala alle 13:06. Oggi si celebra San Gilberto. Il nome Gilberto viene dall'antico teutonico e significa nobile ostaggio. Come ogni anno, il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio, World Radio Day. Il World Radio Day è stata istituita nel 2011 e si celebra ogni anno da quando l'UNESCO ha deciso di proteggere e salvaguardare questo storico strumento di comunicazione di massa. La scelta del 13 febbraio è dovuta al fatto che in quella data è caduto il primo giorno di trasmissione della radio delle Nazioni Unite. La radio è un potente mezzo per celebrare l'umanità in tutta la sua diversità e costituisce una piattaforma per il discorso democratico. Si tratta quindi di una giornata per riconoscere il valore della radio come mezzo di informazione, educazione e unità, enfatizzando il suo ruolo nel collegare diverse comunità e culture. Iniziamo con un caloroso augurio di buon compleanno a Pierluigi Collina, che oggi compie 66 anni. Considerato da molti come il miglior arbitro di calcio della storia, ha una carriera ricca di successi. Dal 2011 è membro della Hall of Fame del calcio italiano e ha arbitrato alcune delle partite più importanti del calcio mondiale. Dal 2017 è il presidente della commissione arbitrale della FIFA. Passiamo poi al mondo della musica, dove Robbie Williams celebra oggi il suo 52esimo compleanno. Divenuto famoso grazie ai Take That, gruppo in cui rimase fino al 1995, ha avuto una carriera di grande successo anche da solista. Nonostante un inizio difficile con il suo album di debutto Life Through Lens, che non fu accolto positivamente, ha visto le vendite del disco decollare con la pubblicazione del secondo album, Angels. Infine, un caloroso augurio di buon compleanno va a Rocco Tanica, Sergio Conforti, che oggi compie 62 anni. Membro della famosa band Elio e le Storie Tese dal 1982 al 2018 come tastierista, Tanica ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, scrivendo L'estate sta finendo per i Righiera e collaborando con Fabrizio De André e Massimo Rainieri. Accusati di codardia dai francesi, i cavalieri italiani che combattevano per la Spagna proposero un duello. La disfida di Barletta ebbe luogo il 13 febbraio del 1503. 13 francesi contro altrettanti italiani guidati da Ettore Fieramosca. Furono questi ultimi a prevalere nettamente e a lavare dunque l'offesa. Sapete cosa sono gli impianti cerebrali? Si tratta di dispositivi artificiali inseriti nel cervello per migliorare o ripristinare alcune funzioni. Gli elettrodi impiantati sono in oro o platino iridio e uno studio ha dimostrato che attraverso questi dispositivi è possibile migliorare la capacità di memoria di circa 1/3 quando il paziente in esame è sottoposto a stimolazione del cervello. Buongiorno ai 12, oggi la luna in Capricorno è proprio l'ultimo giorno in cui il pianeta Saturno transita in Pesci per tuffarsi poi in Ariete. Cosa accade nello zodiaco Ariete? E beh, per voi oggi la luna è di quadratura, ma non vuole fare altro che spingere Saturno nei vostri gradi. Sentite già una forte attesa e una grande progettualità che nei prossimi giorni si espleterà meglio. Toro, per voi la giornata oggi è molto interessante, luna di terra, di trigono e Saturno che sta per transitare in Ariete. È vero che ci saranno delle scelte importanti da fare, ma verrete accontentati e dovrete solo avere il coraggio di attraversare il cambiamento. Gemelli, per voi oggi è una giornata in cui Mercurio si intende alla perfezione con Giove e lascia alcune tracce di sé. Anche Venere sta facendo il suo percorso, per cui oggi sarete più disponibili ad aprirvi all'amore e al benessere. Cancro, romanticissima questa giornata in cui non solo ritroverete gli stimoli adatti e necessari per costruire bene in amore, ma anche con Saturno che vi spronerà, saprete anche dirigere bene le vostre faccende. Luna d'opposizione oggi, riflettete un po' meglio sul rapporto tra voi e il partner. Leone, giornata oggi molto particolare.
proprio perché sentite già l'instaurarsi del trigono di Saturno e quindi oggi tutto vi sembrerà un pochino più concreto, più fattibile. Vi sentite in attesa, ma non sapete ancora di che cosa. Vergine è l'ultimo giorno in cui Saturno sarà distante e in opposizione, dopodiché per voi si apre una vera e propria nuova epoca. Bilancia, per voi oggi luna di quadratura, una luna che vuole spingervi a essere un pochino più cauti, a programmare. Attenzione perché Saturno da domani sarà in opposizione. Scorpione, per voi oggi è una giornata molto interessante, Luna amica e Venere di più. E beh, è proprio questo triangolo magico che vi fa stare bene in amore. Sagittario, una giornata molto importante, una giornata che vi fa sentire che il cambiamento è vicino. La Luna vi suggerisce che il partner potrebbe volere di più. Capricorno, Luna nei vostri gradi oggi, è il vostro pianeta che sta per salutarvi e andare in Ariete. Ebbene, è una giornata molto particolare che porta con sé una promessa importante. Acquario, questa giornata oggi è molto speciale anche per voi. La Luna vi suggerisce nuovi scenari, un po' il senso del futuro che è tipico del vostro segno zodiacale, che abbraccerà una nuova maniera di guardare al mondo del lavoro. Pesci, giornata oggi in cui ospiterete per l'ultima volta Saturno. Saturno uscirà dai vostri gradi domani, per cui sentite già la leggerezza e il fatto che Venere e Mercurio ballano liberi da soli nel vostro cielo zodiacale. Nato nel 1816, il Regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta spagnola che governò l'Italia meridionale per molti anni. Ebbe fine con la spedizione dei Mille e con la capitolazione della fortezza di Gaeta il 13 febbraio 1861. Erano maturi i tempi dell'Unità d'Italia. Non ci piove. Questo modo di dire ha origine popolare come la maggior parte delle espressioni che coinvolgono i fenomeni atmosferici e calamità. Descrive perfettamente l'idea di sicurezza ed ineluttabilità di ciò che viene espresso. Se non ci piove vuol dire che ci si trova un altro posto protetto e irraggiungibile da qualsiasi dubbio, no? Esile, bionda, elegante, il matto di oggi è Antonia Pozzi, figlia unica di una ricca famiglia milanese. Viaggiò in tutta Europa, si laureò in estetica e frequentò i maggiori intellettuali del suo tempo. A soli 26 anni, con la guerra alle porte e le leggi razziali che avevano colpito molti dei suoi amici più cari, Antonia fece una scelta drastica. La mattina del 2 dicembre infatti andò in bicicletta nei prati coperti di neve di fronte all'abbazia di Chiaravalle e scrisse alcuni messaggi di saluto e ingerì una dose letale che la portò alla morte il giorno successivo. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. La sapienza si può comunicare, ma la saggezza no. Si può trovarla, viverla, si possono fare miracoli con essa, ma spiegarla e insegnarla non si può. Grazie per essere stati anche oggi con noi. Io vi aspetto domani per iniziare insieme il weekend con informazioni dal mondo e pillole di cultura. Una buona giornata dalla vostra Jaire.